Che vede, giusto per fare alcuni nomi, il promotore della campagna referendaria Stefano Passini, che è un senatore del PD, ma con una trasversalità molto ampia che va da Dacia Maraini fino a Franco Cardini, passando per Margherita Hack, Domenico Fisichella, Renzo Piano, Inge Feltrinelli e tanti altri esponenti della cosiddetta società civile che a livello nazionale hanno deciso di prendere in mano il sistema elettorale, e cioè prendere in mano il cosiddetto porcellum, come è stato definito dall'ideatore di questo sistema elettorale, il ministro Calderoli, che in un'intervista nel 2007 a Matrix ha dichiarato chiaramente che questa era una legge porcata. Da lì Sartori, uno dei più grandi politologi italiani, ha deciso di chiamare questo sistema elettorale porcellum. Per questo nasce questa mobilitazione nazionale che vede 4 punti fondamentali in discussione e non di opposizione da parte della società civile. I 4 punti sono: il primo è il fatto che noi non eleggiamo più parlamentari, con il nostro voto quello di opporsi alle liste bloccate e ai nominati, per tornare al voto di preferenza sia per la Camera che per il Senato. L'altro aspetto importante sul quale vogliamo sottolineare la nostra mobilitazione è quello che ci opponiamo a questo modello di premio di maggioranza. Il premio di maggioranza deve basarsi non sul fatto che il 30% stabilisce la maggioranza nel Parlamento del 60%, ma che ci sia una rappresentatività molto più ampia e quindi di fatto un ritorno a un modello proporzionale col collegio uninominale. Sul sistema elettorale, come veniva definito il Mattarellum, che era di fatto molto più rappresentativo di tutte le realtà sociali e politiche nazionali. Altro aspetto importante sul quale c'è da mettere un paletto e capire meglio cosa si vuole fare è quello dell'indicazione del candidato premier. Oggi abbiamo un sistema molto contorto, per cui nel simbolo tu puoi indicare il candidato premier, ma di fatto non è previsto costituzionalmente un'elezione diretta del premier, e quindi è un sistema un pochettino, come si suol dire, porcellum, una porcata, che non è assolutamente chiaro su quello che si vuole interpretare, anche perché rimane in mano al Presidente della Repubblica la scelta e la totale autonomia sulla scelta del Presidente del Consiglio, e quindi di fatto è una interpretazione tutta particolare dei principali partiti italiani che, diciamola francamente, hanno l'interesse di tenere questo sistema elettorale perché controllano gli eletti, hanno un maggiore controllo del Parlamento e di fatto gli uni, gli altri ancora hanno possibilità di fare tranquillamente quello che vogliono. L'altro aspetto invece importante è legato alla soglia di sbarramento. Attualmente la soglia di sbarramento è del 2% delle liste collegate nelle grandi coalizioni, mantenendo di fatto la soglia unica del 4% invece per i partiti disgregati rispetto alle grandi coalizioni. Anche questo è un aspetto che di fatto è un mezzo semipresidenzialismo, ma non lo è, di fatto è un sistema che non ha una visione chiara, e per questo mi trovo insieme a esponenti di tantissime realtà politiche. Vado senza fare un ordine, ma parto da giù in fondo: Efisio Meloni dell'UDC. L'UDC è uno dei partiti che a livello nazionale aderirà, c'è l'onorevole Adriano Salis dell'Italia dei Valori, anche l'Italia dei Valori sarà presente in prima linea su questa mobilitazione, c'è Tiziana Frongia, costituente ecologista, che aderisce a livello nazionale. Ho già visto la nota stampa anche di Angelo Bonelli che aderisce, Gianfranco Carboni
del PD, ex presidente della circoscrizione 1, ma del PD c'è anche Fisio Del Muro, consigliere comunale a Capoterra, e altre realtà in giro per la Sardegna. È presente Sergio Tronci di Futura Libertà di Oristano, è presente Luigi Pilloni che sarà il referente per il Medio Campidano e il direttore Medio Campidano TV Web, ancora c'è Enrico Salis di SEL, e quindi ho fatto l'esempio di 5 o 6 partiti diversi in coalizioni diverse che sono pronti a una grande mobilitazione, a una grande raccolta di firme. A livello nazionale dobbiamo raccogliere 500.000 firme. 500.000 firme. L'obiettivo in Sardegna è quello di raccogliere almeno 12-13.000 firme, anche perché la media, diciamo 20 regioni, se andiamo a suddividere, sono 25.000 firme a regione. È chiaro che la Lombardia non ha gli stessi abitanti nostri, quindi se noi raccogliamo 11-12.000 firme è un grandissimo risultato. Dico tecnicamente 2 cose e poi lascio la parola. Ci sono 2 modalità per raccogliere le firme. La prima è che a partire dal 15 ufficialmente in tutta Italia, ma anche prima in alcuni comuni, ogni cittadino può recarsi negli uffici comunali e chiedere di poter firmare. La modulistica dal 15 luglio fino a fine agosto, fino al 29 agosto, ogni cittadino potrà recarsi nel proprio comune con la carta d'identità e firmare questi 3 quesiti referendari. 2 riguardano la Camera dei Deputati, 1 il Senato. Nel merito vi ho già detto l'argomento, ma è importante poi, oltre a questa mobilitazione, anche quella dei singoli partiti e delle singole realtà. Infatti a partire dai prossimi giorni, ma già dall'altro ieri, a Olbia la lista civica Uniti e Liberi sta facendo banchetti ogni sera nel centro di Olbia, su quella che è la mobilitazione in atto. Io lascio la parola prima a Luigi Pilloni e poi a chi di voi vuole intervenire, anche perché so che ci sono qualcuno che ha qualche riunione importante, quindi volevo sapere come nasce il comitato in Sardegna. Il comitato in Sardegna nasce da una mobilitazione nei social network, sostanzialmente grazie a Facebook. Come è stato per il comitato sul nucleare, ci siamo ritrovati in realtà totalmente diverse, chi proviene da FLI, chi proviene da SEL, chi proviene dal PD, chi proviene... Su Facebook abbiamo costituito la pagina fan del comitato che ha già più di 400 aderenti e un gruppo di oltre 2000 iscritti. Ma la mobilitazione... Su Facebook avete? La pagina fan, che è quella comitato... Sì. La pagina su Facebook sono già 400 aderenti e c'è un gruppo sempre su Facebook nostro del comitato regionale che ha più di 2000 aderenti. Ma magari le domande le vediamo dopo, lasciamo la parola. Non capivo come nasce. Io era importante. chiedo una cortesia perché per ragioni personali ho chiesto, sono lontano dalla stretta del PD, diceva Simone, in questo momento di grandi frastuoni, di grandi movimenti e anche di grandi fesserie, quasi tutti ci poniamo il dubbio di dove siamo e che cosa siamo rispetto alla tessera di partito e a vedersi. Sicuramente il problema è questo. Io ritengo che qualsiasi cosa possa essere fatta per eliminare non il porcello, qualsiasi cosa, ma la maialata che è stata fatta, io ci sono per quanto poco possa contare, per quanto poco possa fare, perché credo che tutti i cittadini, e lo dimostra anche il fatto della trasversalità di questo comitato, deve riportare a scegliere chi ci rappresenta. È assolutamente allucinante che non vi sia la preferenza, che vi sia un listino bloccato che elegge 16 persone scelte non si capisce come rispetto alla maggioranza regionale, i listini nazionali sono bloccati, parliamo di gente molto spesso nominata che arriva in Parlamento grazie a questioni che sono assolutamente diverse da quelle di una rappresentanza popolare. Nel momento stesso in cui chi può fare politica in questo momento di distrazione, di difficoltà e di distrazione dei problemi reali sono chi sta bene oppure chi sta nelle stanze dei partiti, funzionari, chi ha consulenze, chi fa l'assessore, chi ha la disponibilità di tempo, denaro e via dicendo, per cui non può essere tolta ai cittadini questa cosa. Per cui, ritornando al merito, questo può essere opinabile su alcuni aspetti, ma ci vedrà completamente fricibile, non è un porcellino, ma è proprio una maialata di quelle assolutamente squallide, perché la politica va fatta da chi
di politica si occupa. 80 consiglieri regionali, ce li ha la Sicilia che ha 8.000 abitanti, non ce li ha la Lombardia, 8 milioni di abitanti, non ce l'ha la Lombardia che ne ha 60 e ne ha 5.000, non ce li ha l'Emilia Romagna che ne ha 40. Io non lo so. La regione invece che cosa è riuscita a fare? Questo ve lo dico come ex presidente di circoscrizione e chiudo qui. A fine legislatura dei comuni è riuscita a riportare i consiglieri comunali e gli assessori allo stesso numero che erano prima, cioè mentre erano stati diminuiti a 32 ed erano, per dire, a Cagliari 40, sono rimasti 40, è riuscito a mantenere i 12 assessori nonostante fossero diminuiti a 8, per cui una grande, cioè per un totale di 3.000-4.000. Per cui completiamo questo che veramente mi dispiace dirlo, e ho terminato. Io faccio politica da quando avevo 13 anni, ho fatto politica nelle studenze. Veramente dire che esiste una casta per me è una cosa veramente brutta, però la realtà è questa, la realtà è che chi fa politica spesso lo fa anche perché non ha lavoro e invece dovrebbe cercare tutte le soluzioni. Mi dispiace dirlo con una postilla, non facciamo di tutta un'erba un fascio, perché gente che fa politica ce n'è e tanta gratis. La politica è una cosa bella ed è una cosa positiva quando è servizio, quando serve a mantenersi diventa qualcosa che bisogna assolutamente in tutti i modi. E grazie Simone per l'invito a questa riunione, in tutti i modi, in qualsiasi modo, basta con chi fa politica per tutta la vita. Grazie Simone. Grazie Gianfranco. Allora, ci sono due persone che hanno urgenza di spostarsi. L'onorevole Adriano Salis, non so se... benissimo, ecco. L'onorevole Salis che tra un po' è una commissione regione, quindi sono in corso per la verità, ma non potevo mancare. Buongiorno a tutti. Io porto il sostegno e l'adesione formale al comitato del gruppo dell'Italia dei Valori, del gruppo consigliere regionale dell'Italia dei Valori. Siamo convinti e vi ringraziamo per l'iniziativa che avete assunto, perché è un ulteriore passo fondamentale nella restituzione dei propri diritti ai cittadini. E il diritto di voto, il diritto di scelta dei propri candidati è un diritto che la Costituzione prescrive, impone e che purtroppo la legge Porcellum, come avete detto, ha eliminato e cassato. Noi siamo qui, abbiamo ormai come Italia dei Valori un'esperienza consolidata nella raccolta delle firme. Posso dirvi che l'obiettivo di 12.000 firme è assolutamente raggiungibile. Noi ne abbiamo raccolto da soli, di cui ne abbiamo raccolto 30.000 in Sardegna per i vari referendum degli anni scorsi, no? E quindi abbiamo una consuetudine ormai in organizzazione. Metteremo a disposizione anche il partito, ho chiesto che anche il partito registra formalmente, verrà entro brevissimo, mettiamo a disposizione per iniziare questa grande operazione di rinascita democratica della Sardegna. Grazie mille per il vostro lavoro. Grazie. Io vado. Aspetta, no, c'è Francesco Murtas, segretario del Movimento Consumatori di Assemini, ma credo anche della segreteria regionale del Movimento Consumatori, che voleva dire due parole giustamente. Ma brevemente, la nostra visione al rappresentante dei cittadini, ma come qualcuno accennava ci rendiamo conto che oggi così non è purtroppo. I soggetti eletti negli organi parlamentari non sono espressione della volontà popolare, ma espressione della volontà dei segretari di partito, e questo altera un elemento essenziale della vita democratica e politica italiana, secondo il quale gli organi parlamentari devono rappresentare, essere espressione della volontà popolare. Quindi l'obiettivo fondamentale per il quale aderiamo al referendum è che vogliamo che il cittadino sia colui che sceglie chi deve rappresentarlo. Questa è la forma di democrazia rappresentativa. È chiaro che laddove la democrazia rappresentativa non funziona, così in Italia non funziona, è necessario riprendere in mano la situazione con scelte come questa che sono democrazia diretta. È necessario che il cittadino manifesti la sua volontà, è necessario che il Parlamento prenda consapevolezza di quello che i cittadini vogliono e che rappresenti quelle scelte. Da qui la nostra adesione. Non entro nelle problematiche specifiche, ci sarà poi occasione, legate all'alternativa a questa legge elettorale, perché l'obiettivo del referendum è quello di buttare giù quello che Simone definiva una porcata, un obbrobrio normativo di legge elettorale. L'obiettivo è condizionare, persuadere la classe politica, il Parlamento, che quella legge va buttata giù.
C'è probabilmente questa consapevolezza anche dei parlamentari italiani, ma nel corso di questi anni si è dimostrata l'incapacità di operare. Ci auguriamo ovviamente sarà necessario che dopo questo referendum raccolte le firme, possibilmente di un testo positivo. Capoterra, allora invito tutti quanti a non andare via perché finita la conferenza stampa facciamo una breve riunione operativa di partenza della campagna. E lascio la parola a Tiziana Frongia, segretaria regionale di Costituente Ecologista. Sì, buongiorno a tutti, grazie soprattutto a voi che avete preso in mano la situazione di questo importante referendum che testimonia come ancora una volta la democrazia parte dal basso e che il referendum oggi è l'unico strumento che può veramente utilizzare il cittadino per approvare leggi che hanno comunque creato non qualche problema, soprattutto nei confronti di temi come giustizia, fratellanza e uguaglianza rispetto alla legge. Mi spiace dirlo che come al solito appunto venga dalla base una proposta del genere, non sia venuta né dal governo Prodi né dal governo Berlusconi, che invece di questa situazione elettorale ne hanno abbondantemente, credo, usufruito per portare avanti quella che si chiama la politica di casta, la politica degli amici, la politica pensata per soprattutto comprare il cittadino, perché la debolezza di un governo equivale alla debolezza di un cittadino e come diceva Giancarlo è debole anche il cittadino che accetta di mettersi in una lista di 16 persone senza avere un concetto di meritocrazia ampio ma un concetto di meritocrazia molto limitata. Quindi io credo che la debolezza sia in tutti noi ed è tutti noi, è ciascuno di noi che deve cambiare, perché sennò veramente quando si va avanti con quella che deve essere la politica della pulizia e della politica rivolta agli interessi dei cittadini. Io mi scuso ma oggi sono di pronto soccorso, di turno. Per chi mi ha preceduto veramente è rimasto poco, forse io devo parlare, devo rimarcare il discorso legato alla trasversalità e oggi c'è stamattina veramente una bella rappresentanza diciamo a tutto campo e vorrei però anche riportare due aspetti legati a delle posizioni che sono emerse proprio in queste ultime ore. Dentro ad esempio il PDL ci sono delle posizioni chiare legate ad esempio a Formigoni. Formigoni dice apertamente che è contro le liste bloccate, esattamente uno degli obiettivi che noi ci proponiamo con questo referendum, con questa raccolta firma. Un altro che si è espresso in maniera estremamente chiara è Marino, ma anche dentro il PD abbiamo due posizioni in questo momento nettamente contrapposte, che si prefiggono praticamente due obiettivi che vanno uno verso il proporzionale, è diciamo, la proposta di legge che ha presentato proprio Passetti, mentre l'altra che comunque si pone come obiettivo quello di vedere un po' il discorso legato al maggioritario. È chiaro che affrontare una campagna referendaria con queste posizioni così indistinte, indifferenziate, probabilmente è già di per sé importante fare chiarezza. Uno degli obiettivi che ci poniamo proprio è quello di stimolare questa chiarezza, che altrimenti evidentemente nessuno ha, questa è la mia impressione, ha intenzione di portare avanti. Perché, come diceva prima Simone, in fondo questa legge probabilmente va bene un po' a tutti quanti. Io qui mi sono segnato una frase un po' particolare: la casta si difende. In questo momento si stanno difendendo in tutti i campi, basta vedere anche la legge sulle province che in qualche modo non ha fatto chiarezza, quindi le province ce le abbiamo ancora in essere. Credo che questo possa essere un po' la conclusione per quanto mi riguarda di questo discorso. Se poi voi avete delle domande da fare, ben volentieri. Con una però in particolare, Gianluca Medas non è qui per niente, quindi se vuoi dire qualcosa. Sì, beh, è stato detto tutto, però voglio partire da un'esperienza
che ci ha visto protagonisti con Simone qualche anno fa, prima ancora del referendum sul nucleare. Attraverso il web, attraverso il network, noi ci riunimmo in un'associazione che si chiamava Sole Vento. Presentammo un emendamento alla regione per far firmare tutti i consiglieri regionali una mozione contro il nucleare in Sardegna. Una mozione che fu, un emendamento che fu firmato bipartisan da tutti quanti i consiglieri regionali. Fu dalla base partito tutto quanto, ci vedevamo nel bar di Salvo Magia, dietro, nascosti, proprio come i vecchi tempi, nelle cantine, ci incontravamo, io dicevo a tutti quanti lasciate le pantofole fuori dalla porta di questo bar, entrate come persone, c'erano gente dei partiti, intellettuali, gente semplice, idee, c'era veramente ogni genere di persone. È stata un'esperienza massacrante perché io ero presidente di Sole Vento, sono rimbalzato all'indietro parlando con i consiglieri regionali 1000 volte, mi è venuto nervoso 1000 volte ho litigato al telefono con i capigruppo, con tutta una serie di persone, finché però ce l'abbiamo fatta. Devo dire che ne sono uscito fuori molto disgustato, talmente disgustato che sono tornato indietro. È difficile parlare con questi uomini, è difficile perché dimenticano di essere uomini, hanno un potere così grande e non si ricordano che siamo noi cittadini che deleghiamo loro. A questo punto i referendum nascono perché ci siamo stancati di dare deleghe in bianco, perché stanno venendo a meno quelle che sono le prerogative di una democrazia. Noi vogliamo eleggere i nostri candidati, li vogliamo eleggere con forza. Allora perché sono qua? Perché funzionò allora, perché io ho questo ruolo privilegiato di girare tutta la Sardegna e di parlare, il mio ruolo è parlare. Quindi conosco quant'è il valore della parola e quello che dovrebbe essere il Parlamento, quindi dove le parole hanno un valore, si è talmente tanto deprivato di ogni tipo di funzionalità reale che forse è il momento che chi parla come me, per esempio, io parlo alla gente semplice, io non vedo intellettuali, non vedo politici, non vedo gente, io vedo la gente semplice, io lavoro negli ovili, lavoro dove c'è la gente che neanche sa. Cioè, noi dobbiamo ridare il gusto della democrazia alle persone, ecco perché sono qua, sono un mediatore culturale, quindi il mio ruolo qui all'interno è una sorta di portavoce, come fu per Sole Vento, io sono qua, non voglio dilungarmi perché io agirò più che parlare, quindi mi spengo e basta. Sicuramente da subito sono state distribuite questi moduli per la raccolta firme, tutti i comuni sono già presenti. Mentre questi vanno prima vedimati sempre dagli stessi comuni e poi praticamente una volta che sono stati distribuiti si può iniziare subito, perché in altre realtà sono già partiti il 13 di luglio. Quanti banchetti pensate di fare? Tutti i comuni della Sardegna oppure... Sarebbe tanto, veramente, speriamo che ci sia una rappresentanza, una diffusione tale, una capillarità tale per poter raccogliere il più possibile, anche velocemente, queste firme, che ci siamo comunque posti come obiettivo. Crediamo che ci sia molto ottimismo in questo senso. Avete parlato di 3 quesiti, uno per il Senato e 2 per la Camera. Esatto. Quello per la Camera cosa chiedono? Cioè, diciamo che praticamente una delle cose che noi vogliamo raggiungere è una proposta di legge precisa, che è quella di arrivare al momento probabilmente a fare da stimolo a quello che può essere una elaborazione che proprio in questo momento è in corso. Io sarei già contento se questo obiettiò si raggiungesse, cioè se si facesse chiarezza a livello anche di base, non necessariamente a livello appiccare per quanto riguarda i partiti italiani, solo per un motivo, perché sappiamo come la pensano a parole e i fatti piuttosto invece smentiscono la cosa. Quindi la proposta al momento è quella di raggiungere, intanto di abolire il procedere, di arrivare a una proporzionale. No, la mia idea è di un proporzionale con sbarramento almeno del 4 o 5%. Ma non siamo noi che possiamo decidere questo. È chiaro. Scusatemi, io mi sono spostato per fare 2 interviste.
c'è un aspetto importante da chiarire, il fatto che non è che noi proponiamo qualcosa, e il referendum abrogativo deve abrogare questa norma che è sicuramente la norma peggiore che esiste oggi nella faccia della terra, è una scelta chiara ed evidente. Poi sul modello, voglio dire, io sono sempre stato proporzionalista, qualcuno potrebbe essere per un maggioritario corretto, ma non è quella la discussione. Alcuni di noi sono per uninominale. Ad esempio io sarei per il collegio uninominale però col proporzionale, per cui di fatto è anche forse maggiormente rappresentativo anche rispetto al modello del Mattarellum precedente, però sono parole al vento. Guarda che uno valga uno, cioè, prima abrogare questa norma, io voglio prima di dare la parola a Marcello Abis, presidente dell'associazione Sardegna Virtuosa, non so se Fisio voglia parlare, io voglio ringraziare, perché questo è fondamentale, Gianluca Medas che è qui con noi. Gianluca è un uomo della società civile cosiddetta, fuori dai partiti politici e di fatto sarà il nostro portavoce regionale, perché abbiamo ritenuto opportuno dare un segnale forte, cioè quello di svincolarci noi esponenti di partito, di tutti i partiti esistenti alla faccia della terra, e dare in mano la figura, diciamo, del portavoce della promozione della campagna referendaria a una figura che è fuori dalle logiche di partito, perché alla fine dei conti noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo, e se siamo più trasversali possibili l'obiettivo lo raggiungiamo ancora con più facilità e con una mobilitazione ancora più ampia. Quindi grazie, poi ti lascio anche la parola. No, ho già parlato. Ok. C'era questo... Marcello. Sì, no, poi magari se ci date una copia del quesito. Questo qua, che c'è tutto spiegato abbastanza facilmente. C'è tutto, i 4 punti, sì. No, i quesiti. Beh, i quesiti ti do, se vuoi questo, però sono articoli, comma, non è che sia semplicissimo. È abbastanza complesso, come sintesi. Una cosa che probabilmente non tenete conto, che tutte le informazioni di riferimento le trovate sia nel sito per quanto riguarda Sardegna contro il Porcellum.tk, ma anche nel sito nazionale, che è referendumleggeelettorale.it. Scusate, no, ma il PDL Allora, io ho avuto ufficiosamente l'adesione di un consigliere regionale, che è Antonio Pittea. Gli ho chiesto di venire stamattina, e forse era occupato il comitato. Lui mi ha detto che la sua disponibilità c'è. No. Attualmente il PDL, ma anche a livello nazionale, non ha aderito, ma ufficialmente manco il PD aderisce alla campagna referendaria. Poi sulla base ci sono anime. il PDL è così. Aspetta, Sergio, una cosa è la mobilitazione nazionale e le adesioni dei partiti, il PD e il PDL sicuramente non aderiranno alla campagna referendaria. Poi le realtà, voglio dire, Fisio Del Muro è consigliere comunale, esponente di punta del PD in provincia di Cagliari, e aderisce ufficialmente, per cui vuol dire che poi... Aderisco personalmente. Certo, ovvio. Sì, grazie. Intanto ringrazio chi ha avuto l'idea di promuovere in Sardegna il comitato, quindi aderire con entusiasmo ma anche con forza e con decisione, perché anche questa è un'altra battaglia non facile, però uniti come quelle dei referendum che abbiamo votato il maggio in Sardegna, in giugno in tutta Italia, sono stati un test importante. La legge, cancellare la legge Porcellum è una vittoria intanto etica, morale e di democrazia per persone serie che noi ci intendiamo essere e siamo. Io vorrei soffermarmi su una cosa: si è parlato di lotta alla casta, anticosto. Noi dobbiamo, secondo me, portare avanti un ragionamento più ampio, perché in queste ore, in questi giorni ci sono delle battaglie serie dove in questo treno, in questi vagoni si sta inserendo molta demagogia e anche spesso personaggi anche della politica, della cultura, della società, che spesso non possono definirsi anticasta. Questo cosa vuol dire? Che noi dobbiamo chiarirci un po' le idee, cioè quando si parla di tagliare i costi della politica, tagliare i numeri dei deputati, dei senatori, tagliare il numero dei consiglieri regionali, e noi siamo fortemente decisi su questa strada, ma il costo della politica non è solo quello, è tutto quello che c'è attorno. Pensiamo a consulenze d'oro, a stipendi manageriali nella sanità, negli enti che sono di controllo
appunto dello Stato ma della Regione, quindi bisogna veramente impegnarci in una maniera decisa, forte, straordinaria, perché altrimenti diventa una battaglia di demagogia e spesso capita, alcune volte, e non è il caso questo nostro, ma capita che troviamo gente che propone delle cose che poi sono il contrario di quello che dovrebbero essere. Questo è un allarme, io lancio un allarme, perché c'è tanta demagogia in queste ore e quindi dobbiamo stare attenti a chi propone il taglio dei costi della politica, chi li propone, dobbiamo guardare chi sono, cosa hanno fatto questi, perché c'è gente che ha 30 anni in politica, che mangia non a prima o seconda 4 ganasce e poi lì ad annunciare tagli delle province, taglio di questi, taglio degli altri, ed è facile oggi perché spesso si sa che non si va in porto in queste battaglie e si annuncia il tutto. Stiamo attenti, lanciamo noi anche di questo comitato, se siete d'accordo, controlliamo chi anche si unisce a noi, perché è facile dire basta con questo e chi gode di questi benefit deve dire anche cosa fa di questi soldi pubblici. Pensiamo ai deputati che dicono di tagliarsi lo stipendio e sono i promotori, ecco, con 25.000 euro al mese, ma che cosa fai per i sardi, i deputati sardi, che rendano conto di questi soldi quantomeno? Ecco, quindi ci vuole un'apertura innanzitutto culturale, quindi ecco la figura anche di Gianluca, un segnale culturale, perché se non partiamo dalla cultura, questa è cultura, e poi arriviamo alle leggi elettorali, ad abrogare queste leggi. Io penso che questo sia un percorso anche formativo per noi, per i sardi, ma per tutta l'Italia, ma ritornare appunto a questi discorsi, perché altrimenti dire lotta alla casta è quasi uno slogan, ecco, vendiamo un prodotto, un formaggino e poi non c'è più nulla. Io penso invece che raggiungeremo l'obiettivo delle firme, raggiungeremo anche abrogare questa legge. Sono positivo su questo, però bisogna stare attenti perché altrimenti noi ci mettiamo anche noi ad alimentare ulteriore demagogia. Questo è un monitor per tutti, per noi prima di tutto che lanciamo questo allarme e penso che vengano risultati positivi. Grazie. Io direi di chiudere la parte della conferenza stampa con Gianluca Medas, che chiaramente deve... Ho già parlato. Ah, è già... Scusa, ma io ti ho nominato portavoce dopo, volevo che chiudessi tu, vabbè comunque. Allora ragazzi, io ringrazio tutti quanti di essere stati con noi, i referenti un attimino territoriali, facciamo velocemente 2 cose per organizzarci per l'inizio della raccolta delle firme, e poi con i giornalisti ci diamo sicuramente l'appuntamento a brevissimo, tenendovi aggiornati sulla raccolta delle firme. L'aspetto importante è che la mobilitazione ha 2 modalità di raccolta di firme, ogni singolo cittadino può andare in ogni singolo comune già dai prossimi giorni a firmare con la propria carta d'identità, e parallelamente organizzeremo sui territori banchetti, raccolte di firme per strada, che è la cosa poi di fatto più importante. Grazie ancora a tutti quanti. Grazie.